Il futuro della Romea quale sarà? Beh, oggi mi sembra importante questa riunione pubblica che ha voluto l'assessore Elisa De Berti, l'ho ringraziata di questo. Le discussioni pubbliche sulla nostra città metropolitana sono veramente gradite. Io ho sottolineato che sono 20 anni che sentiamo parlare della nuova Romea, lei ha sottolineato con chiarezza che verrà messa in sicurezza la Romea che c'è e in più si chiederà al ministro Salvini di mettere la nuova Romea con tracciato zero, una Romea che dovrà essere non a pagamento, a 2 corsie, che comprende anche l'Emilia Romagna, con un accordo già dell'Emilia Romagna. Su queste basi siamo d'accordo di procedere. Io ho sottolineato, e credo di farlo anche adesso, l'importanza di un approccio comunque sistematico, sistemico. Noi dobbiamo pensare anche a tante altre cose che abbiamo sentito dire da tanti anni, che sono in corso di esecuzione, ma di cui vogliamo sapere i tempi, a cominciare dalla terza corsia. Cioè, come regione, come comune, come città metropolitana dobbiamo insistere perché venga fatta rapidamente la terza corsia tra San Donà e Portogruaro, che tanti morti ha fatto, il nuovo cavalcavia di San Giuliano che è fondamentale, è già nei progetti, però bisogna finanziarlo perché lì noi abbiamo il divieto di traffico pesante. Dobbiamo fare la tangenziale che era prevista, è prevista per arretrare il casello che c'è adesso di Villabona e arrivare direttamente a Marghera Sud, proprio per scaricare i camion, fatalità proprio dal nodo, quello tristemente famoso. Dobbiamo riuscire ad avere un approccio anche importante sui treni, sull'SMFR. Io lo rilancio, l'ho detto anche prima, dobbiamo riprendere in mano la partita dell'SMFR, che vuol dire il raddoppio della linea per Bassano e la messa in sicurezza di tutti i passaggi a livello, con investimenti importanti sì, ma che sono necessari, l'elettrificazione ma anche l'ammodernamento della linea della Vacca Mora, che anche questo toglierebbe molto traffico veicolare, e poi tutto il piano sulle stazioni, sui treni che vanno messi perché ci sia di fatto una linea metropolitana di superficie. È stata raccontata ancora 20-30 anni fa, io ci credo ancora, credo sia importante. Poi ho continuato su tante opere che sono collegate a questo intervento importante che è sulla Romea. Importante che riusciamo ad avere un approccio intero ai problemi, non soltanto, c'è per esempio l'autostrada per il mare, dobbiamo far sì che venga chiarito come sarà l'arrivo a Jesolo e come sarà il collegamento con Cavallino, proprio perché non si intasino poi le strade. È un insieme di questioni. Io poi ho raccontato e ho finito il mio sogno, che è quello di continuare la A27 che deve arrivare a Monaco. La città di Monaco è d'accordo, mi viene detto che l'Austria non vuole, ma di questo bisogna parlarne, bisogna capire che è interesse nazionale raddoppiare il Brennero, perché se no noi è inutile che continuiamo a allargare il Brennero, parlo come Italia adesso, non come Venezia, ma è evidente che noi siamo coinvolti in questo. Oggi ci sono tecnologie diverse per attraversare le Alpi, una volta c'erano i viadotti, si faceva un grande impatto ambientale, l'abbiamo visto a Firenze, ci sono delle trivelle che possono scavare sotto, basterebbe fare 2 fermate intermedie dolomitiche e poi andare direttamente in Germania. Questo darebbe un grande vantaggio a tutta la dorsale adriatica. Allora sì, l'idea della nuova Romea assume un contesto strategico di economia nazionale. E poi c'è l'alta velocità che ancora non si sa, tra Venezia e Trieste, che collegherà i mercati dell'est, anche quella è una roba importante. Mi fermo qua, ma per dire quanto importante sia la viabilità e i trasporti in un Veneto dei prossimi 30 anni, non domani.